Buon pomeriggio e benvenuti a tutti a questo Digital Open Day di TS Academy Turismo Veneto. Io sono Giulia Forti, sono la referente per l'orientamento di TS Turismo. Oggi non sono sola, come vedete ci sono altri due volti qui con me a farci compagnia in questi 30 minuti di chiacchierata. Ci sono Sonia Singh, che è una corsista del secondo anno, che poi ci racconterà un po' la sua esperienza dall'interno e per come la sta vivendo in questi mesi, e Filippo Pacelli, che invece è un diplomato e quindi ha già concluso il percorso ITS e che appunto ci dirà cosa sta facendo ora e come magari anche l'esperienza in ITS gli è stata utile per costruire il suo percorso professionale. Io vedo che si stanno collegando tutte le persone che si erano iscritte, quindi direi di cominciare subito, non prima di avervi detto che se avete delle domande durante il webinar potete lasciarle nella chat e risponderemo verso la fine, insomma. Come ci organizziamo in questi 30 minuti? Io all'inizio vi farò subito una panoramica sul nostro TS, vi darò delle informazioni di base su come siamo organizzati, informazioni pratiche che vi possono essere utili in previsione di un'eventuale iscrizione. Dopodiché, visto che abbiamo non uno ma due ospiti oggi, cercherei di lasciare spazio a loro perché le informazioni sui corsi le potete trovare con altre modalità di cui vi dirò, mentre incontrare di nuovo Sonia e Filippo sarà più difficile, immagino, e quindi cercherei di privilegiare la loro disponibilità oggi. Hanno lasciato insomma i loro impegni per darci un po' del loro tempo. Quindi iniziamo subito, vi faccio vedere il nostro sito dal quale ricaverò una serie di informazioni e ve le presenterò. Il nostro sito itsturismo.it, potete navigarlo già mentre adesso vi racconto qualcosa di noi, e è un sito sul quale trovate tutte le informazioni aggiornate rispetto ai nostri percorsi, ai nostri docenti, eccetera. Allora, cosa sono gli ITS? Immagino che voi qualcosa di noi la saprete già se vi siete iscritti. ITS, Istituti Tecnologici Superiori, sono percorsi di alta formazione, post diploma, sono percorsi professionalizzanti, facciamo parte della formazione terziaria assieme alle università e alle accademie di alta formazione. Ci distinguiamo però da questi altri percorsi formativi post diploma per il nostro carattere assolutamente professionalizzante e molto ancorato al mondo delle imprese e del lavoro, tanto che l'obiettivo degli ITS è proprio creare un anello di congiunzione tra il mondo della formazione e quello del lavoro. Il contatto con le aziende è strettissimo, è costante a partire dall'aula, perché lo diremo più volte, ve lo diranno anche i ragazzi, le lezioni negli ITS, e nel nostro in particolare, sono tenute per lo più da formatori aziendali, quindi in aula entrano le aziende, entrano le imprese, entrano gli imprenditori, consulenti, formatori aziendali che trasmettono competenze aggiornate rispetto a metodologie di lavoro, modalità operative, gestionali, tecnologie, le competenze che si devono necessariamente conoscere oggi quando uscite dalla porta di un ITS si entrerà all'interno di un'azienda. E il contatto poi con il mondo del lavoro si fa ancora più stringente nel momento in cui si entra in stage, perché come siamo organizzati? I percorsi ITS durano 2 anni, sono percorsi biennali che hanno sono costituiti da circa 1800 ore di formazione, delle quali una parte si svolge in aula con questi professionisti, li potete anche vedere sul nostro sito. Eccoli qui, questi sono i volti dei nostri docenti, potete approfondire anche il loro curriculum e come vi dicevo sono esperti che appunto tengono lezioni per lo più interattive, lezioni dinamiche, costituite da esercitazioni, simulazioni, laboratori, esperienze anche fuori dall'aula, con visite, viaggi, esperienze insomma di messa all'opera e messa in pratica immediata delle competenze che state acquisendo. E dopodiché, dopo la parte d'aula con questi formatori, il 40% delle ore restanti, quindi altre 800 ore, sono dedicate allo stage. Quindi si ha un'alternanza tra momenti di aula, di formazione nelle sedi specifiche, e momenti invece di stage. L'estate rimane libera, quindi il percorso formativo si tiene tra ottobre e marzo o aprile, indicativamente, a seconda dell'annualità, dopodiché si entra in stage, si svolge questa esperienza aziendale, l'estate rimane libera, anche se devo dire che nell'80-90% dei casi i nostri corsisti continuano a lavorare nella stessa azienda in cui hanno svolto
il loro stage, dopodiché si rientra in aula ad ottobre, si svolge un percorso sostanzialmente identico, alternando l'aula allo stage e il percorso si conclude, come vedete, con un diploma con un esame di Stato che permette di acquisire il diploma statale di tecnico superiore, che corrisponde al quinto livello nello European Qualification Framework, nel quadro europeo delle qualifiche. Quindi un livello intermedio tra la maturità e la laurea triennale, diploma riconosciuto in tutta Europa. Durante il percorso potrete acquisire una serie di altre certificazioni e attestazioni, come gli attestati sulla sicurezza, che potrete già mettere nel vostro curriculum di modo da avere già un pacchetto di competenze completo, immediatamente spendibile all'interno delle aziende, che non devono ulteriormente formarvi. E c'è anche la possibilità di ottenere una certificazione linguistica inglese, perché siamo un centro autorizzato TOEIC Center. Una serie di altri benefici, il kit per gli studenti con il computer, la divisa, la felpa, insomma una serie di materiali utili per avviare il vostro percorso di formazione, i contributi per l'alloggio e una serie di borse di studio anche piuttosto consistenti, perché sono corsi finanziati e con borse di studio messe a disposizione dalla Unione Europea, e una quota di iscrizione che in realtà è piuttosto contenuta, anche se paragonata magari a quelle universitarie. Si parla di un contributo a carico dello studente di 500 euro all'anno, a fronte di un costo di questi master, di questi percorsi full immersion biennali stimato in circa 12.000 euro, quindi un importante investimento di fondi pubblici per una formazione che vi accompagna in poco meno di 2 anni all'interno del mondo del lavoro, come con dei corsi che dicevamo vanno a coprire diverse aree di specializzazione, dai corsi Hospitality, Marketing and Communication con sede a Jesolo, Bardolino e da ottobre 2025 anche a Chioggia, quindi corsi che si occupano dell'hotel e travel management, del revenue management, della destinazione. Corsi specifici legati a delle destinazioni in particolare, come il corso Dolomiti Tourism, Marketing and Communication, che ha sede a Belluno, con delle importanti partnership con Fondazione Milano Cortina e Fondazione Cortina, quindi con anche dei momenti di bootcamp sul campo, di operatività dei corsisti che per esempio già nel gennaio, nel mese scorso, insomma, hanno preso parte alle fasi organizzative della Coppa Mondiale di Sci, quindi esperienze proprio sul campo, al di fuori dell'aula. Sempre legato a una destinazione particolare è il corso Spine Wellness Hospitality Marketing, che ha sede ad Abano Terme, lo dice anche il nome e la destinazione ce lo farà immaginare. È un corso in cui c'è un focus specifico sulle accoglienza e la costruzione di esperienze legate al mondo del benessere, quindi al mondo spa, al mondo termale, ma anche a un benessere inteso in senso olistico, anche come esplorazione, conoscenza del territorio, delle sue peculiarità artistiche, culturali ed enogastronomiche. Specifico proprio sul tema della enogastronomia il corso Food and Wine Tourism, Marketing and Communication, che ha sede a Villorba, provincia di Treviso, e a Verona. È un corso in cui si affiancano all'ambito del food and beverage management, del food costing, del menu engineering, gli aspetti legati al turismo, appunto, dell'enogastronomia, quindi il mondo del vino, il mondo delle cantine, della wine hospitality e di tutte quelle esperienze legate al territorio che creano connessione tra le eccellenze vitivinicole e agroalimentari e un territorio che ha anche una vocazione magari turistica. Per quanto riguarda invece Verona, di cui stavamo parlando per il corso Food and Wine, c'è un'ulteriore novità a partire da ottobre 2025, un nuovo corso Event and Digital Management, un corso che stiamo progettando in questo momento. È un corso che vedrà importanti partnership con gli stakeholder più importanti del territorio di Verona, che è un hub per i grandi eventi, dagli eventi fieristici agli eventi musicali. E quindi un corso in cui si parlerà anche di tecnologie per la progettazione di eventi. Molto spinto sulla tecnologia il corso Tourism Innovation Digital 4.0, quindi il corso che ha sede a Jesolo e in cui le unità formative del corso Hospitality hanno una declinazione un po' più importante sugli aspetti tecnologici. E infine, sempre parlando di tecnologia, il corso Art and Culture AI Digital Innovation, nel quale il ramo dei beni culturali, dell'arte e della cultura in genere viene affrontato soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di promozione, digitalizzazione,
protezione, fruizione, valorizzazione dei beni culturali. Mi rendo conto che la panoramica che vi ho fatto è molto rapida, sono andata per parole chiave. Per approfondire i singoli corsi avete due modalità principali: andando sul nostro sito, quindi vi faccio vedere che aprendo le pagine dei singoli corsi che vi possono interessare, potete approfondire queste tematiche, vedere quali sono le unità formative, vedere quali sono gli sbocchi professionali, ma anche eventualmente approfondire il piano di studi per capire anche in termini di ore qual è il peso delle singole unità, delle singole materie, per così dire. Ecco qui un esempio nel corso Hospitality di Jesolo. Oppure, se voi andate sempre sul nostro sito, nella sezione orientamento, vedrete che tra le varie opportunità, oltre a quella dei Digital Open Day, ci sono gli sportelli di orientamento one-to-one, quindi potete prenotare con me o con un collega una mezz'ora di orientamento online, un breve colloquio, insomma, abbastanza approfondito, anche nel quale, se avete un'indecisione sull'uno piuttosto che l'altro corso, avete bisogno di un ulteriore chiarimento sui contenuti specifici di un corso, potete appunto farlo in questa occasione. Quindi non esitate a prenotare un colloquio individuale, per me è sempre una bella occasione per conoscervi, oppure fate domande adesso in chat. Le iscrizioni, ultima informazione che vi do al momento, sono già aperte nel nostro sito, non sono vincolanti, è una preiscrizione online, lasciate i vostri dati, procedete con la compilazione di questi campi, individuate uno o più corsi ai quali siete interessati e poi verrete informati sulla pubblicazione del bando ufficiale, in cui sono date anche le informazioni sulle selezioni che si terranno in luglio, e con una prova scritta multidisciplinare a crocette di cultura generale e cultura turistica e un colloquio motivazionale. Sono andata molto veloce, ma vorrei dare proprio spazio ora ai nostri ospiti, e quindi darei intanto la parola a Sonia, perché insomma è corsista e quindi ci racconta un po' dall'interno quello che io vi ho cercato di illustrare così brevemente. E Sonia in questo momento la vedete a uno sfondo di un back office di un hotel, perché si trova in stage, e quindi Sonia, raccontaci un po', soprattutto direi del tuo stage dello scorso anno, quindi l'esperienza che hai già vissuto, perché ha avuto un risvolto molto positivo e un bellissimo riconoscimento. Lascio a te la parola un po' per raccontarti, per presentartici e dirci qualcosa di te e appunto di questo bellissimo stage. Non ti sentiamo, se puoi aprire il microfono. Sì, mi sentite? Benissimo, sì, grazie. Allora, buon pomeriggio, intanto sono Sonia, come mi hanno già presentato. Io sono corsista, quindi stai ancora facendo l'ITS, a differenza di Filippo, che è già diplomato. E io al momento sono in stage del secondo anno, che inizia da fine gennaio, primi di febbraio al secondo anno, invece al primo anno metà aprile, poi fino a giugno ci arriviamo, e poi dipende anche dove andiamo a fare stage. Perché ci sono alcuni che finiscono più tardi, invece al secondo anno devono finire entro maggio, perché ci sono le lezioni da fare in vista dell'esame, eccetera. Comunque l'estate dovrebbe risultare libera per tutti. E io al momento sto facendo stage allo Sporting di Asiago, che è un hotel a 4 stelle superior, proprio in centro ad Asiago. E infatti vedete qua il back office. E al primo anno invece ho fatto stage in una villa vicentina, Villa Valmarana ai Magni, non so se conoscete, e che è a pochi chilometri giusto dal centro di Vicenza. E io lì ho avuto modo di incontrare tanti turisti tedeschi, anche in maniera inaspettata, perché c'erano anche polacchi e uno si chiede cosa fanno polacchi a Vicenza. E quindi sono rimasta veramente sorpresa, anche perché ho avuto modo di comunque applicare le conoscenze che ho acquisito durante il primo anno e comunque anche dagli studi delle superiori con le lingue e altro. E mentre ero in stage mi arriva appunto questa email con questo progetto promosso dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo, che era un progetto storie di alternanza e competenze, che consisteva nel elaborare un contenuto multimediale sull'esperienza di stage,
specificamente però unendo il fatto delle dimore storiche, quindi villa, con le tecnologie innovative. E allora lì io, proprio per partecipare, sinceramente non mi ero neanche aspettato di vincere, perché non, cioè, non lo so, ma non mi sono neanche aspettata di vincere. E ho partecipato e ho appunto elaborato, montato questo video, anche grazie a una ragazza che era in stage, non c'entra niente con ITS, che mi ha aiutato appunto a girare il video e fare le riprese. E poi ho passato il video a Samantha, che si occupa della parte dei social media, che arriverà verso la fine, che ho anche scritto in chat. E, e il fatto sta che dopo è finita che sono stata premiata e non ci credevo neanche sinceramente, ed è stato bellissimo perché appunto sono andata alla sede di Jesolo con la mia coordinatrice Maria Carla Furlan e ho avuto questo riconoscimento ed era anche imbarazzante perché non sono abituata a situazioni in pubblico, però, Certo. però sono Però molto diciamo insomma, un contenta. riconoscimento per il tuo essere andata anche un po' al di là della mera esperienza di stage, per esserti messa in gioco e hai vinto appunto questo importante premio anche a livello economico, insomma, che è Sì, sì, sì. un po' una gratificazione anche per il tuo impegno. E questo mi porta anche a sottolinearvi come in tutte le esperienze, sia d'aula che di stage, c'è la possibilità di mettersi, di entrare in contatto con le tecnologie perché dall'anno scorso, grazie a fondi PNRR, in tutte le nostre sedi siamo dotati di laboratori tecnologici, che significa una serie di strumenti, di tecnologie, dai visori per le esperienze di realtà aumentata, ai computer, ai tablet, insomma una serie di materiali che permettono ai docenti e ai corsisti di confrontarsi con le tecnologie e con le metodologie di lavoro più innovative. Vedete che anche nel settore delle imprese e delle camere di commercio, insomma, c'è interesse rispetto a queste tematiche per le quali poi abbiamo anche corsi specifici, quindi dedicati proprio al 4.0 e all'innovazione. Filippo, invece tu hai seguito ti sei diplomato nel corso Hospitality Io a Hospitality Bardolino. Communication, a Bardolino, esatto, con la mia tutor che è proprio Giulia. Io l'ho concluso l'anno scorso e allora io ho sempre avuto comunque la passione dell'organizzazione di eventi, infatti nonostante poi abbia scelto un percorso che magari potrebbe sembrare dal nome non proprio indicato, in realtà poi grazie anche allo stage ho potuto approfondire molto con i 2 anni, poi con le 2 esperienze di stage, sia nel primo che nel secondo anno, che mi sono trovato in entrambi i casi a trattare comunque eventi, ma sia aziendali che non. E grazie anche al percorso di 2 anni dell'ITS, insomma, mi ha dato parecchie competenze per poi esatto fare quello che svolgo oggi, che è appunto a tutti gli effetti organizzatore di eventi, magari un po' più ludici al momento. Cercherò anche di inserirmi per quanto possibile anche nell'organizzazione magari di eventi aziendali. Al momento tratto più eventi di food and wine, tra virgolette, e non solo. Magari andando nelle cantine, quindi con un po' di DJ set musicale, accompagnare quello che è insomma portare i ragazzi, avvicinare i ragazzi al bere bene. Questo lo facciamo soprattutto d'estate perché spesso non si trovano enoteche comunque con grandi dimensioni. D'estate magari sai appunto ci sono le enoteche con dei giardini insomma all'aperto dove è più fattibile. Mentre magari appunto adesso d'inverno mi sto allargando anche a qualche altro progetto che tratta sempre food and beverage, ma magari appunto anche che adesso sta andando molto con quello che riguarda
il cibo piuttosto, che ne so, libanese, quindi falafel, tutto quello che riguarda il vegan, che adesso sta prendendo tanto piede. Quindi, insomma, tentare, provare nuovi mondi, nuove realtà, che a me piace sempre. E quindi, ecco, insomma, questo è un po' quello di cui mi sto occupando, insomma, dall'organizzazione, quindi dal gestire col locale come organizzare l'evento, quindi se renderlo gratuito, se fare un buffet piuttosto che mettere qualche offerta, dal contattare il DJ, tutte le questioni burocratiche. All'organizzazione dalla A alla Z, quindi il contatto con i Esatto. fornitori, dei costi, un minimo di business plan, il piano di marketing, insomma sono tutte le competenze che anche nei corsi e nei lab di event management che sono previsti tra le nostre unità formative avevi già sperimentato sul campo. Esattamente, Insomma, sì. Sono dimenticato di dirlo, ma abbiamo la cosa figa, appunto, che comunque aveva già detto anche Giulia, è che ti trovi tutti liberi professionisti in aula, di conseguenza è tutta gente che veramente viene per la causa, ITS che ci tiene a formare dei ragazzi che poi magari potranno essere i loro successori. Di conseguenza veramente si può apprendere tanto, perché se uno veramente poi è interessato all'unità che magari il professore porta, il professore si dedica anche brutto chiamarlo professore, perché non sarebbero dei veri e propri professori, esatto, però il docente o comunque il formatore esperto si dedica poi completamente a te, perché comunque ci tengono veramente tanto, e mi è stato tanto utile soprattutto quando sono venuti i formatori anche di eventi, perché anche in Hospitality Marketing and Communication c'è una parte di formazione anche sugli eventi. Certo, esatto. E poi ci sono anche in alcuni dei nostri corsi, in particolare quello legato al food and wine, ci sono dei moduli legati anche all'autoimprenditorialità, che è un po' quello che Filippo poi ha fatto, insomma, inventarsi una professione su misura per se stesso, con le capacità, le conoscenze, le competenze che aveva acquisito in questo biennio. A proposito di competenze anche linguistiche, volevo chiedere a Sonia se puoi raccontare, no, tranquilla, non ti faccio un'interrogazione di tedesco, solo raccontare come siamo organizzati, quali sono, lo sai, insomma, le lingue, al di là della formazione in inglese, insomma, sappiamo che nei nostri corsi offriamo anche il tedesco, giusto? Tu eri principiante, lo sapevi già il tedesco, l'avevi già... No, purtroppo non lo sapevo, è una lingua molto complicata, però sì, offre tanti sbagli nel futuro, perché appunto io quando ho lavorato post stage ho visto che ero in una zona dove si parlava praticamente tedesco nonostante stando in Italia. Quindi comunque io avevo studiato francese e dopo ho voluto appunto aggiungere un'altra lingua, siccome sono la mia passione, e grazie all'ITS ho avuto modo appunto di studiare tedesco, e diciamo che comunque adesso potrei lavorare dove si parla tedesco, perché ci formano proprio in questo ambito, e quindi... Esatto, diciamo che l'insegnamento della lingua inglese e tedesca prevede sicuramente una parte legata alla grammatica, eventualmente soprattutto per l'inglese a un ripasso, perché diamo un po' per assodato che tutti l'inglese ormai lo conosciamo, ma soprattutto c'è quella che noi definiamo la microlingua, quindi un inglese e un tedesco applicati al contesto, quindi con simulazioni, esercitazioni legate al marketing, ai casi reali, quindi dialoghi al front office, al desk di una reception o di un'agenzia viaggi, creazione di post, analisi di piccoli progetti, di siti internet e cose di questo tipo. Per cui questo inglese e questo tedesco applicati al contesto turistico, e per rassicurare chi non avesse mai fatto tedesco possiamo dire che da un lato sono previsti, se il numero è sufficiente, dei corsi di allineamento supplementari per i principianti, ma che in ogni caso i nostri formatori sono perfettamente allenati a gestire livelli diversificati di tedesco, e quindi diversificano anche le attività all'interno dell'aula, di modo che tutti riescano ad avanzare con le loro competenze e a non fermarsi, insomma, ad acquisirne di nuove.
E vediamo se ci sono poi anche delle domande in chat. Al momento io non ne vedo, però magari possiamo dire qualcosa, ragazzi, sulle selezioni. Ve le ricordate le vostre selezioni? Sì, dovrei Come si sono ricordarmele. svolte? Come si sono svolte? Allora, Due momenti, è giusto? diviso in due fasi. Praticamente innanzitutto ci si ritrova a Jesolo, da quello che mi Di ricordo. Salerno a Jesolo, Almeno io sono andato lì, nella sede a Jesolo, e praticamente c'è un quiz di domande generali inerenti anche al mondo del turismo, quindi qualcosa magari sulla geografia, ehm, dove appunto si vede un attimino il livello di conoscenza del ragazzo, della ragazza, insomma, dello studente. Dopodiché c'è la fase di colloquio, che però è veramente una chiacchierata, possiamo dire, no, Giulia? Cioè non c'è proprio effettivamente un colloquio tipo lavorativo, quindi che dovete aver paura e che magari vi fanno chissà che domande. È proprio per conoscere e vedere se, perché siccome comunque l'ITS ci tiene, è comunque un investimento che fa, essendo che comunque il costo dei 2 anni è molto superiore alla cifra che pagate, ci tiene che insomma i ragazzi che partecipano siano motivati, quindi sostanzialmente è quello che poi cerca l'ITS attraverso questa. Esatto. ehm, Direi che la parte, il momento del colloquio motivazionale è quello un po' più importante per noi, perché lì, come diceva Filippo, si va a indagare l'effettiva motivazione, la passione che ha il candidato. Quindi mi raccomando, nel momento in cui arriverete alle selezioni, preparatevi bene, sappiate raccontare e trasmettere, far arrivare alla commissione la vostra passione e il vostro interesse per questo percorso, che comunque richiede un certo impegno, indubbiamente, perché si tratta di 2 anni intensi, impegnativi, perché insomma le lezioni sono dal lunedì al venerdì, c'è qualche pomeriggio, insomma è possibile magari anche tenere un piccolo lavoretto in parallelo, però ci tengo anche a specificare che insomma c'è un obbligo di frequenza dell'80%, per cui si può lavorare magari la sera, nel weekend, però la testa deve essere per un po' di tempo dedicata a questa formazione, che però ripaga, ve lo posso assicurare, perché abbiamo dei tassi di occupabilità post diploma molto, molto alti, quindi abbiamo anche la prova tangibile e la soddisfazione del vedere che i nostri diplomati alla fine del percorso trovano un'occupazione in tempo rapidissimo e soprattutto in un contesto e in realtà che sono coerenti rispetto a quello che hanno studiato e all'ambito in cui si sono formati. Quindi vi accompagniamo proprio con tanto entusiasmo e tanto impegno all'interno delle aziende e del mondo del lavoro. Io non vedo altre domande, Samantha, mi confermi che non ci Ma sono? ci sono state un po' di domande, ma sono riuscita a rispondere, diciamo, e un pochino stavano rispondendo i ragazzi mentre parlavano. A una ho appena risposto io, però mi aggancio perché magari non era così chiara, perché mi è stato chiesto che mese sono le selezioni. Allora, la prima finestra è a metà luglio e specifica. È chiaro che poi ci sarà, anche se non ufficialmente, ora possiamo dirvelo, una seconda finestra, ma ormai c'è ogni anno, quindi insomma, non è che non possiamo dirvi che non ci sarà. Chiaro che si aprirà ai master che non raggiungeranno il numero minimo di persone, quindi per esempio l'anno scorso non l'abbiamo riaperta su Jesolo piuttosto che mi pare anche Bardolino, adesso vado un pochino a memoria. Questo che cosa vuol dire? Che cercate, se potete, comunque di in qualche modo sistemarvi nella prima fase delle preiscrizioni, quindi a metà luglio, in modo da poter anche voi stessi fare una scelta. E a questa mi ricollego una domanda che non ho visto qua, ma l'avete nominato prima e ricolgo l'occasione per ribadirlo. E mi aggancio anche a quello che ha detto Filippo sul discorso del colloquio, che non è un colloquio della serie esame di stato di quinta superiore, ma è proprio un colloquio conoscitivo barra motivazionale, non essendo vincolante la preferenza che voi adesso andrete a mettere subito, non appena ci saluteremo qui, e andrete tutti a correre nella sezione delle preiscrizioni. A parte gli scherzi, non è vincolante il master che andate ad inserire come preferenza, in quanto poi proprio il master in sé verrà discusso in fase di colloquio motivazionale. Infatti non a caso io mi ricordo benissimo l'anno scorso c'era una ragazza che era totalmente divisa tra
adesso nomino l'innominabile, tra Asiago e Venezia. Adesso non so che fine abbia fatto, cioè sicuramente è con noi, ma non so che cosa abbia scelto, però anche quello è stato un momento perfetto per, diciamo, anche capire assieme a lei quale poteva essere il percorso che meglio poteva sviluppare le sue skill, perché comunque ognuno le ha, l'importante è capire quali sono per ottimizzarle in modo che possiate costruirvi il futuro che volete. E un'altra cosa, ma lo dico per tutti più che altro perché ho visto che è arrivata la domanda, anche se ne stavamo parlando prima, telecamere diciamo spente tra di noi, e una ragazza mi chiede il contributo per l'alloggio è disponibile per ogni sede, e io ho detto quello che ci siamo detti prima tra di noi, ovvero attualmente noi sappiamo per certo di Belluno. Su quello abbiamo certezza matematica. Asiago purtroppo quest'anno non è partito il corso e sul prossimo anno non trovate la preferenza su Asiago perché attualmente per le informazioni di cui siamo in possesso non prevediamo possa partire, però vi invitiamo ad andare ad interessarvi al corso su Belluno che è abbastanza simile. E per quanto riguarda invece le altre sedi, chiaramente poi la segreteria vi mette in contatto con contatti già precedentemente utilizzati dai ragazzi, ma poi saranno anche i ragazzi stessi degli anni precedenti a indicarvi dove andare ad appoggiarvi a prezzi convenienti. Quindi più o meno funziona così. Ed esistono anche, mi aggiungo, delle ulteriori contributi per l'alloggio. Diciamo che il corso di Belluno prevede la possibilità per i fuorisede dell'alloggio gratuito in strutture convenzionate con noi, che cambiano di anno in anno, quindi non possiamo dirvi ora quale sarà l'anno prossimo, però insomma c'è, a meno che non cambino le cose, questa opportunità. Per gli altri corsi a dimostrazione con pezzi giustificative, insomma, dell'affitto, ci sono dei contributi che non vanno chiaramente a coprire tutte le spese per l'affitto del proprio appartamento, della propria stanza, ma che comunque vi aiutano a sostenere questa spesa. E poi abbiamo le borse di studio molto importanti, insomma quelle finanziate PNRR, che sono borse di studio sulla base dell'ISEE, quindi insomma direi che il costo dell'esperienza di per sé è abbastanza contenuto, tenendo presente che poi tutti i viaggi studio, le visite alle fiere di settore, le visite alle aziende sono a carico della fondazione, quindi non ci sono particolari altre spese da sostenere neanche per acquisto di libri o altri materiali, perché tutto viene messo a disposizione da noi e sono i formatori poi a darvi, a consegnarvi slide, PowerPoint e quant'altro. E anche Filippo era fuori sede, quindi anche lui da Padova si è spostato a Bargodino, si è organizzato in appartamento con altri ragazzi e insomma noi mettiamo in contatto chi sarà fuori sede di modo che si organizzino per condividere insieme la stanza e l'appartamento. Bene, quindi non c'è niente di impossibile, l'importante è per iscriversi, appunto superare il test, nel momento in cui ricevete la conferma state tranquilli che verrete inclusi nel flusso di informazioni che vi porterà a tranquillizzarvi su tutti i fronti. Infatti una cosa che ho detto anche nell'ultimo Open Day che abbiamo fatto in presenza, perché abbiamo ovviamente anche adesso in mezz'ora abbiamo messo sul tavolo un sacco di cose, abbiamo parlato anche di Erasmus, abbiamo parlato di borse studio, abbiamo parlato con la Sonia, ha parlato del progetto a cui ha partecipato e che gli è arrivata questa mail così, però sappiate che sono tutte cose di cui verrete messi a conoscenza, come anche ad esempio l'integrazione dei crediti per il riconoscimento dei crediti universitari, cioè anche questo, mentre durante il vostro biennio verrete opportunamente invitati ad un webinar e verrete informati su tutto, quindi non è che starà alla vostra bravura cogliere un'occasione o altro, cioè dopo è chiaro che sì, dovete saper voi giocarvela al meglio, però tutte le informazioni vi saranno date nei tempi e nei modi più giusti per voi. Adesso noi ve le abbiamo raccontate così per farvi capire tutto quello che è il ventaglio di opportunità. Benissimo, grazie Samantha per questa chiusura che così mi ha aiutato a completare eventuali buchi che avevo lasciato nella mia presentazione. Sì, diciamo che per chiudere l'ITS vi offre tramite chi ci lavora, tramite i formatori, ma anche tra colleghi, tra voi corsisti, una serie di opportunità in aula, fuori dall'aula, all'interno delle aziende, a contatto col mondo che sta fuori dalle quattro mura delle nostre sedi e sta a voi poi accoglierle con intelligenza, ad approfittarne nel modo più saggio possibile per costruire un percorso di successo come quelli dei nostri ragazzi, insomma, che stanno riprendendo un po' la loro strada
nel mondo del turismo, degli eventi, della cultura, quindi non abbiate paura, prendete coraggio, uscite dalla vostra comfort zone, provate a fare la selezione e vi aspettiamo quindi a Jesolo per le selezioni di luglio. Bene, Benissimo, grazie a grazie tutti. ragazzi per essere stati con noi, a Sonia buon rientro al lavoro, Filippo anche, e buon proseguimento a Grazie a voi. tutti. Se avete ulteriori domande per chi ci sta ascoltando, contattateci a orientamento@its turismo oppure prenotate il colloquio online sulla nostra sezione orientamento nel sito dove vi ho fatto vedere prima. Grazie ancora a tutti per la vostra partecipazione e buona giornata, buon pomeriggio. Ciao. Ciao, 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 grazie a tutti. Grazie Ciao a voi. ragazzi, grazie. Ciao. Ciao.